Recentemente abbiamo una sfasatura fra la tipologia delle persone che vanno in pensione e la tipologia che si affaccia nel mondo del lavoro. In particolare ora abbiamo nel Veneto, fra i nuovi pensionati, circa metà di loro ha solo la licenza media e l'altra metà ha invece un diploma, mentre fra i giovani sono almeno l'80% diplomati e inoltre i giovani sono molto meno rispetto a quelli che vanno in pensione. Questo accadrà almeno nei prossimi 20 anni. Quindi il problema, specialmente per lavori come appunto molti lavori artigiani, che non sono lavori di basso profilo, ma in ogni caso sono lavori che hanno bisogno anche di un utilizzo delle mani, proprio manuali, in senso importante della cosa, rischiano di far fatica a trovare nei prossimi anni persone che abbiano voglia e che siano in grado di sostituire quelli che vanno in pensione. E il mondo è cambiato, sta cambiando molto più velocemente di quanto tutti noi immaginavamo, e la domanda è: come ci si adatta a questi cambiamenti? Come li si interpreta? Come li si rappresenta? Appunto, come li si rappresenta? Le associazioni datoriali come Confartigianato servono? Cioè, porsi questa domanda è un modo di rispondere alla rappresentanza contemporanea. Servono? E se sì, a cosa? Ecco, facciamo degli esempi. Servizi, benissimo. Ecco che servono, i servizi servono e consentono di avere un rapporto diretto con l'associato. Secondo, i servizi si portano dietro la capillarità, cioè la presenza sul territorio. Capillarità vuol dire evitare la disintermediazione, cioè avere un rapporto diretto. E in terzo luogo ci sono in Confartigianato più di 1600 cariche associative. Cioè 1600 persone che dalla mattina alla sera rappresentano, fanno il mestiere di rappresentanti. Ecco che anche qui è un modo di evitare la disintermediazione, crea uno strato di dirigenti che imparano il mestiere della rappresentanza. Uno dei problemi principali del nostro mercato del lavoro è infatti proprio la carenza di competenze qualificate. E quindi una buona contrattazione collettiva che assicura salari adeguati, possibilità di formazione, tutele e welfare contrattuale e bilaterale di qualità, naturalmente rende più attrattive le imprese. Inoltre la contrattazione collettiva può far molto aiutando le imprese nella gestione migliore e più efficiente attraverso norme nuove, moderne sull'inquadramento, sull'organizzazione del lavoro, sugli orari di lavoro, sulle flessibilità. Quindi direi che questo è molto importante e non mi riferisco soltanto al contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche alla contrattazione collettiva di secondo livello che nell'artigianato è regionale. Rappresentanza e contrattazione. Due temi che viaggiano assieme e che soprattutto in un mondo che sta cambiando continuamente dobbiamo cercare di rafforzare affinché la rappresentanza innanzitutto sia fatta da associazioni di qualità e di peso e quindi di valore, come lo è per noi Confartigianato. Dall'altro lato che ci siano delle sigle sindacali che veramente sappiano rappresentare i lavoratori e che nel dialogo sappiano veramente portare i valori dei lavoratori ma anche delle imprese. Sì, sulla contrattazione collettiva, forse anche per l'espressione giuridica che viene usata, c'è un po' un pregiudizio che sia una sorta di equivalente della legge, che quindi sulla carta disponga una rete di diritti di protezione. In realtà svolge una essenziale funzione economica e un'essenziale funzione sociale, che è proprio quella di garantire competitività alle imprese, ma anche sostenibilità e qualità del lavoro. È la dinamica migliore dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro. Peraltro il contratto collettivo, specialmente nel sistema dell'artigianato, ha sviluppato una rete di strumenti di protezione in chiave bilaterale, cioè non solo fa norme, pesa il lavoro, il valore del lavoro e dà trattamenti retributivi,
ma ha costruito una rete di protezione dinamica attraverso l'istituzione, attraverso i contratti collettivi, di logiche partecipative bilaterali per dare le risposte ai lavoratori ma anche alle imprese sui punti più qualificanti: la sanità, la previdenza, la formazione, i percorsi di transizione occupazionale, la gestione delle crisi aziendali, ammortizzatori. Quindi la qualità del lavoro non va vista solo in termini della relazione individuale, ma del contesto in cui questa relazione individuale viene collocata, in primis sicuramente l'azienda, ma poi i territori, i sistemi di protezione sociale che i territori sono in grado di fornire, chiaramente a fianco sempre dello Stato, che è una caratteristica del modello sociale europeo, è ancora un pilastro, ma ha bisogno di interagire e dialogare con le parti sociali, evidentemente non tutte, ma quelle effettivamente rappresentative.